Buongiorno a tutti, io sono il dottor Verlatto, mi chiamo Roberto Verlatto per l'esattezza, sono il direttore della cardiologia di Campo San Piero e di Cittadella e mi affaccio al mondo dei social con questa iniziativa voluta dal dottor Scibetta, direttore dell'ASL Euganea, che ha organizzato questo incontro. Sono qua con una mia collega che lavora presso l'ospedale di Cittadella, si chiama Sara Pontarollo, esperta di terapia intensiva e di tecniche di ecocardiografia, e siamo qui entrambi per rispondere alle vostre domande su che cosa? Su qualunque problematica cardiologica che vi venga in mente. Qualche domanda l'abbiamo già ricevuta nei giorni scorsi, ma speriamo di avere durante questa diretta Facebook la possibilità di rispondere al maggior numero di interrogativi, di quesiti o di dubbi. Passo la parola un momentino alla mia collega, dottoressa Sara Pontarollo, che si autopresenterà. Buongiorno, come diceva il mio direttore, io sono Sara Pontarollo, mi occupo di tecniche di imaging, sono sostanzialmente l'ecocardiografia transtoracica rutinaria, di eco avanzati come transesofageo, l'ecostress per stratificare i rischi legati alla cardiopatia ischemica. E spesso sono in terapia intensiva, che è un po' l'ambito che mi appassiona di più, dove seguiamo ovviamente, dove si seguono i pazienti acuti e le loro diverse anche patologie inerenti, insomma. E siamo appunto qui, aspettiamo un po' di domande da parte vostra. Se avete qualche dubbio in generale, il mio direttore è esperto in aritmologia, quindi un ambito che sortisce molte curiosità e anche molti dubbi, molto spesso, perché sono patologie molto, molto frequenti. Se avete qualcosa da chiederci, siamo qui. Vediamo, primario, forse è arrivato qualcosa? Abbiamo un tablet su cui leggiamo le domande. Una domanda di Annalisa, che leggo. Gentile dottore, ho 54 anni e soffro di ipertensione da 4. Sono in cura con il Tareg, mattino e sera, una compressa da 160 che divido a metà e una di Congescore al pomeriggio. Dobbiamo andare avanti. Non leggo il resto della domanda. No. Andiamo un attimo. Provo ad andare in su. Eccolo qui. Eccolo qua, sì. Ok. La pressione è abbastanza sotto controllo, 135-85 al mattino, ma mi alzo sempre con il mal di testa e una sensazione di affanno che solitamente tende a scomparire dopo pochi minuti che mi sono alzata dal letto. Cosa può significare? L'Holter, immagino l'Holter della pressione, cioè il monitoraggio ambulatoriale di 24 ore della pressione eseguito di recente, era nella norma. Faccio un brevissimo commento e poi spiegherà meglio la problematica la dottoressa Pontarollo. L'ipertensione arteriosa è un fattore di rischio cardiovascolare che va tenuto assolutamente sotto controllo. Valori inferiori a 140 e inferiori a 90 sono considerati normale. Il monitoraggio Holter, o meglio ambulatoriale delle 24 ore, è una tecnica importante, soprattutto nei casi dubbi, per capire quante volte, quanto tempo nella giornata la pressione è normale. I farmaci che lei prende, signora Annalisa, sono ottimi, sono tra i più usati al mondo, si chiamano sertanici, il primo, beta bloccanti il secondo. Il problema della cefalea è capirne la causa. Dottoressa Pontarollo, faccia qualche commento su questo. Sì, Annalisa, io credo che anche dalle ultime indicazioni che abbiamo dallo studio Sprint, che ha abbassato lievemente i cut-off, cioè i livelli, diciamo, di pressione su cui attenerci, ottimali, dei 140-90 ai 135-85, giusto quello che lei scrive di avere in genere come pressione arteriosa, sono ottimali. Parliamo della persona non diabetica, come presumo sia lei perché ce l'avrebbe accennato, e il valore quindi mi pare assolutamente buono. Poi lei alla mattina prende i suoi farmaci, per cui un pochettino la pressione si aggiusterà. A grandi linee non mi pare di ascrivere questi disturbi al problema pressorio, perché mi sembra ben controllato. Magari capire un po' se c'è qualche altro motivo o altre terapie che lei fa che possano spiegarli. Direi che è ottimale il suo controllo pressorio con questa terapia, insomma. Ecco, sempre sull'ipertensione, allora aggiungerei un brevissimo commento su questo punto. Qualche volta
la pressione è alta o la pressione aumenta sotto sforzo. Non è facile da capire e può essere considerata anche qualcosa di potenzialmente pericoloso, soprattutto in persone che hanno altri fattori di rischio, per esempio il diabete, oppure il colesterolo alto, oppure il fumo di sigaretta o una forte familiarità. In questi casi è assolutamente necessario eseguire delle prove da sforzo per capire se sotto sforzo aumenta troppo, soprattutto la pressione diastolica. Peraltro anche la pressione massima ha il suo ruolo e quindi non dimentichiamo che le prove da sforzo, oltre che valutare lo stato delle coronarie, eventuali cardiopatie ischemiche, come la chiamiamo noi, serve anche a monitorare la capacità funzionale e l'andamento della pressione sotto sforzo. Non è il problema della signora, non è il caso della signora Annalisa, ma molte persone potrebbero avere questa problematica. Abbiamo qui un'altra domanda molto importante che fa il signor Alessio. Dottore, come si fa a capire se un dolore al petto può essere un principio di infarto e cosa bisogna fare? Il dolore al petto è sempre una cosa molto seria. In Veneto c'è un'organizzazione per l'assistenza ai pazienti con un sospetto infarto miocardico, perché questa è la diagnosi differenziale. Qualunque dolore al petto può essere una situazione cardiovascolare gravissima, per esempio un infarto del miocardio, oppure una dissezione dell'aorta, oppure un'embolia polmonare. Sono diagnosi, sono patologie, tutte e tre quelle che ho citato, ce ne sono altre, potenzialmente in grado di mettere a rischio la vita del paziente, per cui bisogna chiamare il 118. Ci sono però anche dei dolori aspecifici e banali. La dottoressa Pontarolo, che è molto esperta di terapie intensive, vi spiegherà un pochino meglio la questione del dolore toracico. Sì, allora il discorso del dolore toracico è molto ampio, perché dolore toracico comprende la parte anteriore del torace, la parte posteriore del torace può essere ascrivibile a diverse patologie. Può esserci il reflusso gastroesofageo, la gastrite che dà dolore al torace ed è sempre una parte di torace, no? Torace anteriore o posteriore con delle irradiazioni al dorso. Anche i problemi polmonari, la pleurite può dare dolore toracico. Pensare all'infarto è importante. L'infarto ha delle caratteristiche ampie, però quello che a noi cardiologi e i medici in generale preoccupa in genere è il dolore un po' prolungato, ok? Nel senso un dolore anche di tipo oppressivo, tipo un peso. I pazienti proprio riferiscono il termine gravativo come qualcosa che schiaccia, spesso irradiato alla mandibola, al collo, alle spalle, anche posteriormente, anche al braccio. Diciamo che tutti i dolori preoccupano la persona. Quello che è importante, secondo me, in linea generale, ovviamente, è il dolore puntorio, migrante di qualche secondo, che passa da una parte all'altra, che si modifica, questo è importante che lo sappiate, che si modifica magari respirando, inspirando o cambiando la posizione del proprio corpo. Quello è molto poco legato all'infarto del miocardio, non ha la caratteristica del dolore ischemico, per capirci. Si dovrebbe parlare un'ora di questa cosa, sono proprio lezioni che in genere si fanno all'università del dolore toracico, ma a grandi linee c'è il dolore persistente, importante, che dura, che non passa in un secondo, ma che dura 10 minuti almeno, con certe caratteristiche, magari non altre, come vi dicevo. Ecco, quello può essere un indicatore per un paziente che non conosce la patologia. Diverso invece è il paziente che ha già avuto un infarto. Noi diciamo in dimissione, diciamo: caro signor X, le auguriamo di non avere più niente, di star bene, però le si ricordi che dovesse ripresentarsi il dolore, lei lo riconoscerà, perché avrà le stesse caratteristiche, magari non avrà la stessa intensità, ma la tipologia di dolore sarà sempre quella. Quindi il paziente che ha già avuto un infarto riconosce, te lo dice: è uguale a quello dell'altra volta, dottoressa, e quindi questo guida il paziente che ha già avuto una patologia di tipo ischemico. Poi sulla diagnostica, il tipo, non so, di andare dal cardiologo a fare una visita cardiologica e poi il cardiologo, in base a quello che voi dite, che il paziente ci dice, dirigiamo la diagnostica, come diceva il mio direttore prima, un test a sforzo, test di ischemia inducibile, oppure anche niente, e quindi sgraviamo la paura dicendo: guardi, ha tutte le caratteristiche per non essere un dolore cardiaco, e via via
taglio un po' perché vi ripeto l'ambito è abbastanza lungo, però è importante questo, poi eventualmente avere un aggancio con il medico di famiglia, che è importante in questa gestione, e poi con un cardiologo per capire i dolori a cui andate incontro, se possono essere simili a quello ischemico o essere appunto anginosi o meno. Faccio una piccola aggiunta, Sì. perché il petto, o il dolore toracico come lo chiamiamo noi, è una cosa soggettiva. Attenzione, perché molte persone ci dicono che hanno avuto mal di stomaco e quando arrivano hanno un bel infarto. Lo stomaco è molto in basso, è sotto dove finiscono le costole, però qualche persona, soprattutto per certi tipi di infarto, quello inferiore, può accusare un dolore, un'oppressione, queste strane sensazioni di costruzione o di bruciore molto in basso, non necessariamente verso l'alto. Noi chiamiamo dolore tipico quello che è retrosternale, costruttivo, che si radia alle mandibole, al braccio, eccetera, ma ci sono delle forme non così tipiche e subdole. Nel dubbio dovete assolutamente rivolgervi subito al 118 o ai pronti soccorsi, perché l'unica maniera per fare diagnosi è eseguire un elettrocardiogramma in quel momento. Dopo si rischia di essere troppo in ritardo e di non poter beneficiare di quelle cure come la rivascolarizzazione percutanea delle coronarie, che consentono in pratica di guarire quasi del tutto da questa problematica. Io passo a un'altra domanda che è inerente a questo punto, fatta dalla signora Maria o Marie, non so se è alla francese. Dottore, mia mamma è morta a 67 anni per un infarto miocardico acuto. Quante probabilità abbiamo noi 3 figli di essere a rischio? Questa domanda è importante. 67 anni al giorno d'oggi sono molto pochi. Morire per un infarto a 67 anni bisognerebbe evitarlo. Come si fa? Bisogna arrivare vivi in ospedale, oppure chiamare il 118, un team di persone in grado di praticare una rianimazione cardiopolmonare in caso di arresto cardiaco, è in grado di troncare qualunque aritmia cardiaca, che è la causa di morte nel 99% di questi casi. Se le persone ci arrivano vive nei reparti di cardiologia, vanno a casa 99% con le loro gambe e molto spesso guariti o quasi da quella patologia. Bisogna fare in tempi molto brevi la riapertura del vaso coronarico, che è un'arteria che porta il sangue al cuore, che è trombizzata. Un coagulo di sangue che sta occludendo, che si forma su una placca aterosclerotica, è la causa di questa patologia. Mi spiace per sua mamma, non so cosa sia successo, comunque è un problema molto diffuso. La malattia cardiovascolare acuta e l'infarto in particolare è una delle cause più frequenti di morte nel mondo occidentale. È in forte calo, ma tuttora è presente. Posso aggiungere? Sì, finiamo la domanda di quante probabilità abbiamo noi 3 figli di essere a rischio. Ce le avete. Tutte le malattie hanno una componente eredo familiare. Pertanto la familiarità, aver avuto dei genitori con questa malattia, costituisce per tutti i figli un fattore di rischio. Dovranno essere più attenti di altri ad evitare tutto quello che possono evitare, in particolare tenere la pressione bassa, tenere i livelli di colesterolo bassi, sotto i 140, l'LDL, il cosiddetto colesterolo cattivo, praticare sport, esercizio fisico e evitare il fumo di sigaretta. Volevi fare... Questo, io volevo proprio aggiungere questo, nel senso che a maggior ragione voi 3 figli che avete in un ramo familiare un evento così giovanile, così precoce, bene che attiviate tutti i mezzi per non averne altri, quindi il diabete, come diceva il primario, il fumo di sigaretta, l'attività fisica, il colesterolo. Se avete altri fattori di rischio, cioè se siete più a rischio, i livelli di colesterolo LDL è bene tenerli attorno ai 100. L'LDL sarebbe il colesterolo cattivo, lo chiamiamo così, cioè il colesterolo che forma la placca fondamentalmente, e lì bisogna agire con l'attività fisica, che si è visto ridurre l'LDL in maniera significativa, solo l'attività fisica, e ovviamente la dieta, una dieta sana, attenzione agli alimenti che si scelgono e di cui si fa uso. Aggiungo una cosa brevissima: sia il vostro medico sia i cardiologi
hanno le cosiddette carte del rischio cardiovascolare. Ognuno di noi ha un certo rischio che dipende dall'età, dal sesso e da altri fattori, la familiarità, il colesterolo, l'ipertensione, eccetera. Quando la probabilità di un evento cardiovascolare, in base a questi dati che sono pura statistica ottenuta peraltro in paesi europei, supera un certo limite, è bene eseguire degli ulteriori accertamenti. L'elettrocardiogramma a riposo ancora una volta non è sufficiente. Il cardiologo vi consiglierà la prova da sforzo, l'ecostress, insomma dei test un pochino più sofisticati per escludere questo, che ci sia già un restringimento critico di un'arteria coronarica. Attenzione, nessun esame medico al 100%, non attendetevi che un banale elettrocardiogramma, banale ma fondamentale, o una prova da sforzo o un qualunque altro esame, anche sofisticato, possa al 100% confermare o escludere una certa malattia. Questo non è possibile. Alcune malformazioncine o piccole placche aterosclerotiche di una coronarica, magari che la restringono per il 20 o 30%, se si rompono, e nessuno al mondo sa perché una certa placca a un certo punto della nostra vita si rompe, e se in quel momento il sangue ci forma un coagulo in tempo breve su quella placca, creerà la sindrome coronarica acuta. Bene, non è diagnosticabile con nessun mezzo fino a un secondo prima che l'evento rottura di placca si verifichi. Quindi il 100% di attendibilità non aspettatevelo. Quindi bisogna usare la testa. Se anche con esami medici negativi la propria probabilità di un evento cardiovascolare esiste, è elevata, e si ha un dolore al petto, bisogna chiamare il 118 o recarsi in pronto soccorso. Qua ci sono delle altre domande. Sì. Giuseppe, quali sono i limiti che devo rispettare praticando un'attività fisica? Prego. Allora Giuseppe, se lei non ha avuto, come presumo, nessun problema da un punto di vista cardiovascolare, se non ha avuto pregressi infarti, e lì allora subentra il discorso terapia e subentra il discorso controllo medico anche della frequenza cardiaca, con una frequenza allenante che viene data al paziente che ha avuto già problemi di questo tipo. Se lei non ha avuto niente, chiede, in effetti, è una domanda che fanno spesso in ambulatori i pazienti, allora in linea di massima si è visto che il calcolo grossolano, poi molti sono dotati di cardiofrequenzimetri per cui viene facile anche a tenersi, è il calcolare l'85% della frequenza massimale per la sua età. Il calcolo quindi si fa 220 meno l'età, meno la sua età, e si fa l'85% di quella frequenza. Sopra ci si può spingere però per brevi periodi. La frequenza allenante a cui può arrivare e che è bene che lei possa mantenere, senza sintomi ovviamente se ce la fa, è l'85% della sua frequenza massimale. Quindi 220 meno l'età, l'85% di quel valore. Questa sarebbe l'indicazione che noi diamo. Ovviamente poi se uno lo fa per allenarsi per il discorso cardiovascolare, quindi ha un senso fare anche uno sforzo intenso. Se è per dimagrire, gli si è visto che è più utile mantenere un moderato sforzo per più tempo, poi insomma in base a quello che necessita fare ci si adegua un po', però ecco l'esercizio deve avere un po' questi valori sostanzialmente, ecco. Fino a che la dottoressa parlava io ho visto che ci sono altre 3 domande. Scelgo l'ultima per ora perché è inerente a questo tema. Uomo, la signora Sonia, però parla di un uomo, però vale anche per la donna, signora Sonia. Uomo o donna di 50-60 anni, sano, con dolore toracico prolungato, deve rivolgersi al medico di medicina generale o al pronto soccorso subito? Bene, deve rivolgersi al pronto soccorso subito. Se non è niente, ci mettiamo 5 minuti a dirglielo. Se è qualcosa, ha risparmiato un'ora. È la differenza che può fare sì che uno eviti del tutto il danno cardiaco residuo dopo una sindrome coronarica acuta, eviti le aritmie dei primi minuti che possono portare alla morte improvvisa, 1 su 3. Vi ripeto che se arrivate vivi in pronto soccorso andrete a casa al 99% con le vostre gambe e probabilmente anche con minimi o nessun danno miocardico. Quindi deve rivolgersi al medico di medicina generale? No. In quel caso il medico di medicina generale non può fare nulla per voi, dovete rivolgervi al pronto soccorso direttamente.
Se siete in posti impervi o lontani, chiamate il 118. Ha fatto molto scalpore qualche anno fa un famoso cantante che non ha voluto rivolgersi o accettare l'aiuto del 118 in Toscana, è andato a Roma dal suo cardiologo di fiducia ed è arrivato morto. Non faccio altri nomi, lo conoscete tutti quel fatto. Avesse accettato l'aiuto di un team che lui considerava poco esperto, con un banale defibrillatore a portata di mano, non saremmo qui a ricordarlo come un ex, come un grande peraltro. È stata una scelta di vita la sua, non fatela anche voi. Pronto soccorso e 118 che in Veneto hanno una rete perfettamente oliata, perfettamente funzionante come poche altre aree al mondo. Utilizziamola, speriamo mai, ma utilizziamola. C'è un'altra domanda ancora su questo tema, poi passiamo a quest'altro, della signora Salve, della signora Elisabetta, con 2 cognomi. Salve, ho 63 anni e da 26 sono in cura per ipertensione. Il papà è morto per ictus. Vivo con la paura che possa capitare anche a me e chiedo se anch'io posso essere un soggetto a rischio. Fai un commento. Allora Elisabetta, intanto i medici credo che servino per aiutare le persone a vivere bene, e vivere bene vuol dire anche essere sereni e affrontare la propria vita senza la paura della malattia. La paura non fa vivere bene e quindi noi medici dovremmo anche aiutarla, se lei anche lo esplicita, come l'ha esplicitato adesso per iscritto, a non avere paura delle sue malattie, soprattutto della sua ereditarietà, perché forse la familiarità per ictus spaventa ed è una cosa giusta, lei ha ragione nell'avere paura, però la prevenzione, l'ambito della prevenzione è fondamentale. Nel caso suo lei non ha avuto niente, ha un'ipertensione che giustamente cura, proprio perché forse il papà questo ictus l'ha avuto anche su una base ipertensiva importante, ad esempio, è una delle cause. Allora, lei cura bene la pressione. Gli altri fattori di rischio è la stessa cosa del cuore, Elisabetta. Allora, cuore e cervello uniti, molto simili, entrambi fondamentali. Allora, l'ictus è come un infarto del cuore, l'ictus cerebrale. Allora, i fattori di rischio: diabete, quindi controllare sempre bene il diabete, che può essere familiare, nel caso suo forse no, ma se anche la glicemia controllarla, i valori di colesterolo, avendo lei già un'ipertensione e una vasculopatia familiare, è bene che il suo valore di LDL, che i medici o calcolano o fanno fare, sia attorno ai 100 e non troppo sopra, ok? Ma ecco, il cut-off sarebbero i 100. L'altra cosa, attività fisica, se lei si muove. Se non si muove, penso di sì, ha un'età che le permette di farsi le belle camminate, la cicletta, oppure fa palestra, fa della piscina, dell'acquagym, cioè muoversi. Assolutamente muoversi fa bene per la pressione, visto che lei anche la cura, a maggior ragione l'attività fisica fa bene per tutto il metabolismo, i livelli di colesterolo. La dieta, logicamente, la dieta fondamentale, alla sua età lei probabilmente cucina anche per se stessa, quindi stia attenta, si voglia bene come è giusto che sia. Poi l'altra cosa importante, evitare il fumo di sigaretta, se dovesse essere una fumatrice, cioè non rifare quegli errori forse che anche per una mancata cultura di una volta il papà suo non ha fatto, non ha seguito. Fare attenzione a quello che è come posso dire, le regole di benessere, di stile di vita adeguato. Le ripeto, soprattutto il discorso colesterolo, attività fisica. L'altra cosa importante, farsi anche dei controlli, perché supponiamo anche un controllo cardiologico, avendo lei 67 anni, essendo un'ipertesa, un'ecocardiografia che faccia vedere il cuore, ad esempio, come funziona, se è magari ispessito, perché l'ipertensione crea ipertrofia, e quindi adeguare magari la sua terapia o la sua attività fisica a questo può essere importante, quindi anche un accertamento in più. L'importante è che lei attui quelle strategie che la facciano anche stare serena, dire sto facendo il massimo, attenzione anche al peso, perché io non la conosco, quindi attenzione a non essere sovrappeso è un altro fattore di rischio, quindi volersi bene attraverso un'attenzione a sé e qualche controllo medico adeguato, senta magari il suo medico di famiglia. Ok, sei stata abbastanza esauriente, ti sei dimenticata il Doppler delle carotidi, ma faremo anche quello. Ma i medici lo fanno, esatto. Lo richiedono sempre, c'è dubbio, sì.
Giustissimo, comunque fare il controllo. Una delle persone certo. che ci stavano seguendo ci scrive se si potrà rivedere questa diretta, assolutamente sì, e potranno anche, aggiungo, rivolgere delle altre domande alle quali con calma perché non abbiamo sempre il tempo di essere, risponderemo con certezza assoluta. Mi riallaccio al discorso dell'ictus, che è un tema importante perché l'ictus ha superato l'infarto miocardico come causa di morte cardiovascolare. Le neoplasie da un paio d'anni sono diventate al mondo la maggior causa di morte, hanno superato, per bravura dei cardiologi io dico, e per il progresso spaventoso che hanno fatto le terapie cardiologiche in generale, non è più la principale causa di morte. Tra le cause di morte cardiovascolare l'infarto è stato superato dall'ictus e quindi la problematica dell'ictus è importante, ma l'ictus può essere, che è la morte di una parte del cervello, può essere causata da una chiusura di un'arteria cerebrale, anche derivata da una embolia. Non sempre si chiude per un trombo, come avviene nelle coronarie, nelle carotidi o in altre arterie cerebrali, il flusso del sangue. Qualche volta è interrotto da un coagulo di sangue che si forma all'interno degli atri, in particolare di una cosa che si chiama auricola di sinistra. È una piccola estroflessione della parete dell'atrio che non sappiamo neanche tanto bene a che cosa serva, peraltro dal punto di vista embriogenetico, e che è la sorgente delle famose embolie. Queste embolie, quando si formano? In presenza di fibrillazione atriale, soprattutto in persone di sesso femminile di età superiore ai 65 anni. Il rischio di avere una fibrillazione atriale è età dipendente. Introduco questo discorso perché c'era una domanda che era arrivata prima che dice... andato un po' più giù qua, la fibrillazione atriale di cui sento tanto parlare, che cos'è esattamente? Che cos'è esattamente? È la terza causa di accesso ai pronti soccorsi degli utenti italiani. È un'aritmia importante, è un'aritmia che qualche volta è del tutto asintomatica e qualche volta spaventa tantissimo le persone, è un'aritmia che può decorrere in maniera totalmente ignorata e senza problemi, oppure che può causare l'ictus come prima manifestazione o lo scompenso cardiaco come prima manifestazione. È un'aritmia strana, causata da una irregolarità della contrazione degli atri e dell'attivazione elettrica degli atri. Anche lei ha una base eredofamiliare come la maggior parte delle malattie e assolutamente non deve essere ignorata. Perché? Perché ormai sappiamo che la stragrande maggioranza degli ictus non deriva da una trombosi primitiva delle arterie carotidi o delle altre, bensì da questa aritmia. La fibrillazione atriale è la causa principale dell'ictus. Si previene l'ictus nei pazienti con una dimostrata fibrillazione atriale esclusivamente mediante le terapie anticoagulanti. Non servono esami, servono le terapie anticoagulanti. Chi ha avuto esperienza di terapie anticoagulanti sa che fino a qualche tempo fa esisteva esclusivamente il Coumadin, che richiedeva tantissimi controlli del sangue periodici e frequenti. Ci sono adesso numerose alternative che, in base al profilo di rischio individuale, alla situazione di una cardiopatia associata oppure no, all'età e ad altri parametri, possiamo tranquillamente prescrivere, che sono molto più facili da gestire e che comunque, come tutti gli anticoagulanti, sono terapie importanti. Perché? Perché espongono un rischio di emorragia cerebrale, ma non dobbiamo temere l'emorragia che si manifesta in una quantità irrisoria di pazienti, bensì l'embolia cerebrale, perché in alcuni gruppi di rischio, soprattutto donne di età superiore a 75 anni, il rischio di avere un'embolia cerebrale durante la fibrillazione atriale, anche di durata breve, supera il 15% per anno, il che significa che dopo 4 anni più di una persona su 2 ne avrà avuto. Esistono degli accertamenti anche semplici per capire al giorno d'oggi se c'è stato già qualche precedente episodio paucisintomatico o del tutto asintomatico di no ictus, ma noi li chiamiamo di ischemie cerebrali con qualche minimo danno. Questo esame si chiama risonanza magnetica encefalica, non richiede alcun mezzo di contrasto e quindi non è pericolosa. Bisogna non avere la claustrofobia, altrimenti i radiologi non riescono a far stare ferme le persone in questo strumento, in questa macchina che è simile a quella delle TAC per quei 15-20 minuti che l'esame richiede per essere terminato ed essere attendibile, però esiste. Quindi, parlando della fibrillazione atriale, che cos'è? È un'aritmia cardiaca e non va trascurata.
Una volta si diceva non ci si può fare niente, adesso ci si può fare e come? Intanto prevenendo le complicanze, vi ho accennato quella dell'ictus perché c'era la domanda, ma anche lo scompenso che è un altro mondo della fibrillazione atriale, e si può anche curare del tutto eliminandola. In persone al di sotto dei 70 anni, oltre ai farmaci antiaritmici, esiste anche l'isolamento delle vene polmonari con ablazione transcatetere, con tecniche sempre più in diffusione che consentono di guarire fino a 7-8 persone su 10. Cambio discorso perché qua le domande sono troppe, altrimenti non abbiamo più tempo. E leggiamo queste qui del colesterolo. Ho visto che io ho da sempre il colesterolo sui 230 con familiarità. Devo preoccuparmi? Ho 63 anni. Prego. Invece di preoccuparsi, passiamo all'azione, direi. Allora, abbassare un po' i livelli di colesterolo, come? La dieta, fondamentale, i farmaci, no scusi, gli alimenti, volevo dire, ricchi di colesterolo, che sono un po' le proteine animali. Tutto il mondo animale, dai latte, latticini, la carne rossa, le uova, i salumi, le creme, i burri, cioè tutto quello che deriva dall'animale è ricco di colesterolo, quindi un'attenzione a quello che si mangia, anche a guardare le nostre infermiere che si occupano di riabilitazione quando fanno l'educazione al paziente, sento che proprio vanno nello specifico nel dire quali alimenti usare quando si va al supermercato, giustamente, e quali eliminare, nel senso che è giusto cominciare ad imparare a scegliere quello che si mangia. Quindi adesso molti alimenti sono senza olio di palma, eccetera eccetera, cose che si sapranno e che lei saprà certamente, però ecco, limitare l'uso, non è giusto abolire, tutto fa bene, ma limitare l'uso di certi alimenti ricchi di colesterolo. Poi, se si riesce ad arrivare ad un livello, come dicevo prima dando altre risposte, di LDL colesterolo attorno ai 100, visto la sua età e visto anche anche il discorso dell'ipertensione, attorno ai 100 è meglio. Se si riesce ad arrivare attraverso l'attività fisica e la dieta, penso che sia la cosa migliore. Poi ci sono anche i farmaci, sia di origine vegetale che di origine chimica. E li facciamo anche una prova da sforzo, però le facciamo i ventenni esatto, che se vogliono vogliamo, sono andare a vincere le allora, Olimpiadi, se la per facciamo anche a lei. stratificare, giustamente, sono d'accordo, per stratificare il suo rischio, allora già l'attività fisica e fare un po' tutto quello che dicevo, poi la prova da sforzo può essere utile per vedere come va la pressione durante lo sforzo, il discorso che faceva il mio direttore prima, ma anche vedere eventualmente un rischio che lei ha e che non sa di avere cardiovascolare, quindi la visita cardiologica e la prova da sforzo. Bene, il tempo è scaduto, mi fanno segno dalla regia, non so se vi chiamate registi voi, saluto l'iPad che abbiamo guardato finora, è un po' difficile per me, è la prima volta che parlo di fronte a un iPad, credo che anche per te sia la stessa cosa, però vedo tantissimi messaggi di persone che ci stanno seguendo. Risponderemo bene. Se avete altre domande fatecele, grazie a tutti. Grazie dell'attenzione, grazie, buona giornata.